Buongiorno a tutti. Oggi soddisferemo una curiosità che qualcuno può avere: chi vincerebbe in una guerra combattuta sulla scacchiera tra la Russia e l'Ucraina? Non una guerra reale, una guerra virtuale. Sappiamo bene tutti purtroppo come in questi giorni sia stato questo terribile conflitto che come qualunque guerra, come qualunque azione militare che comporta vittime e sofferenza deve essere assolutamente evitata e fermata il prima possibile. E in ogni caso, gli scacchi sono una simulazione della guerra, dove i pezzi sono i soldati di un generale, il re. Per fortuna i pezzi non hanno sensazioni e non muoiono davvero. È tutta una simulazione che permette appunto di, eh, di creare appunto delle vere e proprie battaglie senza che ci siano delle sofferenze. Quindi un gioco di strategia tra due generali molto più nobile delle guerre che si svolgono davvero nel mondo. L'Ucraina e la Russia erano due paesi che facevano parte dell'Unione Sovietica prima della sua dissoluzione. Si parla molto di scuola sovietica a scacchi. Infatti l'Unione Sovietica ha spinto tantissimo sul movimento scacchistico e non a caso adesso l'Ucraina e la Russia sono due tra le nazioni più potenti a scacchi. Ok, ovviamente la Russia ha avuto tantissimi campioni del mondo, come per esempio, ok, Botvinnik, il capostipite della scuola russa, Smyslov, Spassky, Karpov, Kasparov, Petrosyan, che era armeno, che era comunque Unione Sovietica, Tal, che era, perché le repubbliche baltiche facevano parte anche dell'Unione Sovietica, Karpov, che ho già menzionato, che tra l'altro è membro del Parlamento russo adesso. Insomma, la Russia e gli scacchi, Kramnik anche è un campione russo, che è stato campione del mondo, ok, Karyakin è stato vice campione del mondo, ma Nepomniachtchi anche quest'anno è stato vice campione del mondo. Sono tantissimi giocatori russi fortissimi, per esempio anche Grishuk, tantissimi giocatori, Vityugov, Dubov, davvero c'è una quantità di giocatori che non potrei nemmeno enumerare tutti, centinaia di giocatori fortissimi, ma anche l'Ucraina, per esempio il leggendario Vassili Ivanchuk, è stato non mai campione del mondo, ma uno dei più grandi giocatori di sempre. Oppure altri giocatori, l'ex campione del mondo Ponomaryov. Sono tantissimi giocatori, Korobov, Elianov, davvero ci sono innumerevoli giocatori ucraini terribilmente forti, così come russi, tutti questi eredi della scuola sovietica che spesso si affrontano alla scacchiera. Vediamo l'ultimo conflitto, in senso figurato, in senso metaforico, scacchistico, tra queste due potenze, non online, negli eventi online. Guardiamo, risaliamo all'ultimo scontro. Le Olimpiadi degli scacchi non sono più state organizzate dal 2020, nel 2021, forse ora nemmeno nel 2022, almeno non in Russia perché dovevano essere lì, ma sembra che verranno spostati in India, in un altro paese. Comunque nel 2018, che è stata l'ultima Olimpiade che è stata giocata a Batumi, la Russia e l'Ucraina non si sono affrontati. Dobbiamo tornare indietro a Baku 2016. Esamineremo le partite di questa competizione dove i giocatori ucraini e russi lottavano tra di loro esibendo appunto probabilmente il proprio orgoglio nazionale in questa acerrima lotta. Analizziamo questo scontro emozionante scacchiera per scacchiera. Elianov contro
Kramnik, Olimpiade di Baku 2016, Elianov 2739 punti elo e Kramnik 2808. Si gioca su 4 scacchiere, chi ottiene più punti vince. D4, cavallo F6, C4 e 6. Karekin su cavallo C3 vuole giocare la ninza indiana, no grazie. Cavallo F3, D5, cavallo C3, alfiere 7. Un gambetto di donna rifiutato, alfiere F4, una delle varianti più in voga ai giorni nostri, arrocco E3, cavallo B di 7, il bianco prende spazio con C5 per invadere l'ala di donna, ma Kramnik che ha più elo, però che a questi livelli è molto difficile vincere da nero. Kramnik è molto solido, quindi probabilmente deve contenere, anche se è favorito sulla carta, deve contenere il suo avversario, gioca cavallo H5, vuole cambiare i pezzi, vuole cambiare questo potente alfiere prima che il bianco giochi H3 e lo salvi. A questo punto alfiere di 3, cavallo per il bianco, i pedoni doppiati ma un po' più di spazio. B6 per cercare di rompere la struttura bianca. Il bianco non vuole prendere in B6 perché dopo A per B6 il nero cattura verso il centro ed è il nero che ottiene una maggioranza centrale di pedoni. B4, A5, A3. B per A5 sarebbe disastrosa perché il centro bianco collassa C5, poi A5 ma A3, Elianov ovviamente gioca bene. C6, un piano interessante che prevede il cambio dell'alfiere campochiaro. Arrocco, alfiere A6 cambiando l'alfiere cattivo del nero per l'alfiere buono del bianco, un ottimo piano di Kramnik. Torre 1, alfiere F6, facendo pressione su questo pedone che è isolato, almeno su colonna chiusa. Cavallo E5, il cavallo occupa l'avamposto, di 4 non è più attaccabile, si attacca C6, alfiere per F per, il bianco aggiusta la sua struttura, vengono cambiati tanti pezzi, il nero ha la chiave, ha la possibilità di aprire la colonna a suo piacimento, il bianco ha più spazio, ciò si compensa. Cavallo E2, e donna C3 difende la torre, torre B8, H4, il bianco ha un po' più di spazio nell'ala di re, potrà fare qualche manovra, ma in virtù del prossimo cambio di pezzi lungo la colonna sarà difficile ottenere qualcosa. A per B, per ridurre B per C, torre per, donna B7, Kramnik si accinge a volte, si potrebbe accingere a cambiare le donne o le torri, G3, cavallo F8, il nero è molto solido, un po' passivo ma solido, torre A8, vengono cambiate le torri e ora il bianco ha un leggero vantaggio di spazio, un vantaggio accademico che a questi livelli, soprattutto contro Kramnik, non può essere convertito in vittoria. Siamo alla mossa 26, la partita è continuata per altre mosse, la faccio scorrere veloce fino a quasi 60 mosse, ma il bianco spinge i propri pedoni, prende spazio, ma la fortezza costruita da Kramnik è inespugnabile. Partita continua, altre mosse, fino a che i giocatori siglano la patta alla mossa 58. Quindi il primo scontro in parità. Passiamo alla seconda scacchiera, a vedere cosa è successo. Nella seconda scacchiera giocano Tomaszewski, russo, 2731 punti elo, contro Ponomariov, ucraino. Ponomariov è stato campione del mondo, 2709 punti elo, e la battaglia inizia con D4. Cavallo F6, C4 e 6, cavallo F3, ecco stavolta B6, Ponomariov gioca la difesa ovest indiana che comporta il fianchetto nell'ala di donna. G3, il bianco sviluppa un alfiere in G2 per controbattere l'alfiere nero, alfiere B7, alfiere A6 un'altra variante, alfiere G2, alfiere 7, arrocco, cavallo C3. Il bianco vuole occupare massicciamente il centro, il nero che ha meno spazio vuole cambiare i pezzi. Alfiere D2 per evitare la doppiatura dei pedoni, alfiere F6, con pressione su D4, il bianco gioca torre C1, cavallo per D2. Il nero prende la coppia degli alfieri ma il bianco ha più spazio. D5 e 5 e 4. Questo alfiere è anche un po' passivo, il bianco ha più spazio, il bianco sta vincendo la battaglia dell'apertura, H4 per espandersi, A5, alfiere H3. Tomaszewski è terribilmente forte, ma anche Ponomario aveva i suoi assi nella manica. Cavallo C5, la G2 alfiere C8, per cambiare gli alfieri campochiaro. Alfiere per C8, donna per C8. Ora a questo punto il bianco ha più spazio, però potrebbero esserci delle idee del nero di creare un controgioco nell'ala di re con alfiere 7 F5, rompendo in F5 e aprendo la colonna F. C'è da dire che anche il bianco può manovrare i suoi pezzi, donna E2, cavallo D2, poi potrebbe giocare torre H1, torre G1 e giocare una marcia del re nell'altra ala, una fuga del re in stile Petrosian. Cavallo D7, torre H1.
cavallo F6 per portare il cavallo nell'ala di re, cavallo F1, il cavallo si porta in E3 dove controllerà le importanti case F5 e G4, H5 cavallo E3, G6 torre CG1, re G7 re F1, una bellissima manovra di Tomaszewski che si porta in vantaggio, torre H8 per cercare di contrastare l'apertura delle colonne, re scappa in stile Petrosian, re D1, re G8, F3, il bianco sta meglio, ma alfiere F8, G4, torre H7, ora c'è una grande pressione, G5 che prende spazio, metterebbe il nero in difficoltà insieme ad altre mosse, re C2, alfiere 7, torre G2, donna D8, il nero vuole prendere di mira il pedone in H4, re B1, re H8, gioco manovrato, palo di 7, torre H2, ecco qua il bianco sta meglio, probabilmente a questo punto dopo dopo re G7, torre H3 è un errore. Forse sarebbe stato meglio provare a giocare in modo differente, magari prendere in H5 perché su G per cavallo G3 sarebbe devastante, il cavallo entra, in F5 il re è debole, si potrà invadere la colonna G, su torre per magari si potrà difendere il pedone, poi provare a giocare comunque cavallo G3 e spingere, no? Però altre mosse erano possibili, donna F2 che difende H4, torre H3 gioca il bianco, il nero sa, Ponomarev sa che un pedone è un pedone, quindi prendi il pedone. Il bianco si accinge ad entrare nella colonna H, ma ecco qua un'eccezione alla regola, l'inutilità della colonna H, perché ora c'è solo una coppia di torri e non è possibile proseguire l'attacco. Se il bianco continua con donna H8 il re scappa, quindi la fuga dei re, tipica di questo match. E dopo donna H7, cavallo F6, la donna deve battere in ritirata, il nero organizzerà le sue truppe, donna G7, magari con un po' di fortuna la torre andrà sulla colonna H, il nero alfiere in F4, il nero a partita, pressione su questi pedoni, il nero a partita completamente vinta, il re è totalmente al sicuro. Bianco ha giocato cavallo H2, donna F6, controlla H8, torre F1, alfiere F4 bloccando la colonna, cavallo F3, re E7, a questo punto ci si appresta a giocare torre H8, torre H1, alfiere G3, il cavallo è sotto attacco, donna F4, attaccando il cavallo e il pedone, donna H3, cavallo F6, a questo punto l'attacco del bianco è terminato ancora prima di iniziare, questi pedoni sono deboli e l'operazione del bianco è destinata al fallimento, c'è anche il cavallo in presa, tutto è finito. Donna G2, donna per G4, secondo pedone in più, cavallo E2, alfiere F4, cavallo per F4, ora su donna per G2 e cavallo per G2 il cavallo riprende la donna e si sottrae dalla presa e per F4 la posizione del nero è vinta. Cavallo H5, ora c'è una massa di pedoni nell'ala di re che vincerà alla lunga. Donna D3, re F8, il re si riporta al sicuro, torre 8, re A2, re G7, cavallo F3, cavallo F6 con pressione su E4, torre 1, cavallo di 7, il cavallo si porta in E5, vantaggio di materiale, quindi il concetto della semplificazione, torre F1, donna H3, chiudendo il cavallo, donna C1, su cavallo per E5, donna per C3, B per C3, e ora qualunque presa è completamente vinta, D per E5, poi G5, G4, G3, poi si avanza il re, il rullo compressore dei pedoni neri andrà a donna, poi dopo donna C1, cavallo per F3, donna C3, F6, torre per F3, donna G4, il pedone in E4 è sotto attacco, dopo donna D3, torre H8, il bianco abbandona, perché il bianco abbandona? Perché il nero ha troppi pedoni in più, il bianco non attacco e prima o poi il nero potrà coniugare le spinte dei pedoni con attacchi contro il re con posizione facilmente vinta. You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light, 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 light. Grandissimo contropiede e vittoria di Ponomarev e l'Ucraina si porta in vantaggio di un punto in seconda scacchiera. Rimangono altre due scacchiere. Nella terza scacchiera giocavano Korobov contro Nepomniachtchi, la futura promessa russa. Ok, D4, cavallo F6, C4, G6, cavallo C3, D5. Una Grunfeld, cavallo F3, alfiere G7 e 3. Korobov gioca una variante un po' lenta, fiere D2, gioca Korobov. A questo punto C6, che di solito il nero prova a giocare con C5, in questo sistema l'alfiere in D2
pochino più passivo, e già un pochino più difensivo e cerca di rendere più difficile la spinta in C5, quindi C6, donna B3, siamo in una struttura slava, in una struttura Schlechter, e forse il bianco sta un pochino meglio, quindi l'ucraino Korobov sta un pochino meglio, ma molto difficile comunque tenere qualcosa. Qua Nepomniachtchi crea controgioco con C5, donna E7 e ora B6 per sviluppare l'alfiere in fianchetto, un doppio fianchetto. D5, bianco prende spazio, gioca con aggressività, torre B8 e 4 mettendo in moto la maggioranza centrale, nero che ha meno spazio, vuole cambiare i pezzi con cavallo E5, alfiere F4 per inchiodare il cavallo, cavallo H5 che attacca l'alfiere, alfiere per, alfiere per. A questo punto cavallo per, donna per. Ora il bianco sta bene, ma anche i pezzi neri sono attivi. Il bianco gioca G3 per mettere in moto, per mettere in marcia la sua maggioranza pedonale 4 contro 3 nell'ala di re, ma alfiere G4 per cercare di sfruttare case deboli, case deboli nell'ala di re, indebolite dalla spinta in G3. Torre di 2, la torre era in presa, donna E7 che previene F4. Il bianco gioca F4 lo stesso, torre di 8. E5, forse qua il bianco esagera, ora la bellissima cavallo F6. Bellissimo, il cavallo attacca l'alfiere e per F6 non è raccomandabile per donne E3 con attacco doppio contro il re e la torre. Se il re si sposta cade la torre, se la torre si sposta donna per C2. Bianco gioca torre C2, quindi si cambia il cavallo, donna E6. Bianco gioca cavallo F6 e va a cambiare anche l'alfiere in G4, ma ecco ora che dopo questo cambio di pezzi il bianco si è iperesteso, si è esteso troppo e il suo arrocco potrebbe essere debole un pochino. Il re va in F3, esagerazione, tutti stavano muovendo il re. Non so perché, a questo punto H5, H5 preparando un attacco, donna E3, donna H3, con idee varie, H4, a questo punto Nepomniachtchi all'iniziativa, Nepomniachtchi sarà inarrestabile, H4, torre per D8, H per G3 intermedia perché su torre per F8, G per H2, poi si promuove a donna con attacco decisivo, H per G3, torre per D8 e ora il re bianco è molto debole, la colonna H è aperta e la posizione bianca è difficile, torre H8 per tenere le torri, donna H5, a questo punto il bianco gioca e ha tante idee, poteva andare in F2 ma l'attacco nero, il nero continua, il bianco ha giocato G4, donna H4, il re scappa, che ha paura di rimanere in questo settore della scacchiera, ma scappa comunque nell'occhio del ciclone. Ora si vuole manovrare prima la torre, poi la donna può attaccare da questa grande diagonale, re di 7 donna, re di 3 donna di 7 che attacchi il re, dopo re 3 torre H3 entrando, re 4 donna C6 e il bianco abbandona. Perché il bianco abbandona? Perché appunto il re è nell'occhio del ciclone, no? Forse qua si poteva provare a giocare torre D5, ma non penso che avrebbe aiutato molto perché potrebbe seguire donna A4, no? E matto in poche mosse. Quindi davvero un esito brillante di questa partita da parte di Nepomniachtchi, nonostante appunto il gioco ambizioso del bianco. Il match è in parità. A questo punto bisogna vedere cosa succede nell'ultima partita che sarà decisiva. Nell'ultima partita, a questo punto, giocheranno in quarta scacchiera Grishuk Alexander contro Volokitin Andrei, un altro giocatore fortissimo. Tra l'altro Volokitin ha contribuito a scrivere un bellissimo libro, Perfect Your Chess, con tantissime posizioni di allenamento interessanti insieme a Gabinski, un libro che consiglio. Ok, Grishuk non ha bisogno di presentazioni, Grishuk ha 2754 punti elo, Volokitin 2647, Grishuk è il bianco è grande favorito, ma vediamo cosa succede. La guerra è in parità, 3 battaglie, una battaglia in pareggio, una battaglia e l'ha vinta la Russia, l'altra battaglia è l'Ucraina, chi vincerà la battaglia finale e quindi la guerra scacchistica, una guerra che, ribadisco, per fortuna è soltanto simulata. E in questa partita, dopo cavallo F3, cavallo F6, G3 si gioca una partita simmetrica, C4, C6, B3, cavallo E4 apre la diagonale, il bianco si espande, D5 al rocco e qua siamo rientrati in una Grunfeld simmetrica. Fiere F5, cavallo BD2, donna A5 per attivare la donna, E3, cavallo D7, a questo punto donna E2, torre 8, cavallo per E4.
il bianco cambia il primo pezzo, dopo d per e4, cavallo d2, il pedone in e4 potrebbe risultare debole, quindi il nero gioca alfiere per e4 e a questo punto il bianco non vuole cambiare l'alfiere in fianchetto, quindi gioca su cavallo d2, alfiere per g2, il nero avrebbe un'ottima posizione. Quindi il bianco gioca alfiere h3. L'idea del bianco è che il cavallo è sotto attacco, se l'alfiere tornasse indietro verrebbe distrutta la struttura dei pedoni nera con vantaggio bianco. Se il cavallo si sposta in F6, cavallo D2, prendendo la coppia degli alfieri o dopo alfiere F5 danneggiando la struttura dei pedoni neri con un leggero vantaggio del bianco. Dopo alfiere H3, ecco che Volokitin gioca una mossa sorprendente che sacrifica un cavallo per avere un attacco. Quindi questa mossa geniale probabilmente garantisce almeno la parità. D per C4 che cambia il pedone e lascia il cavallo in presa. Un invito che Grishuk non può rifiutare. Su B per C4 sarebbe stato interessante cavallo C5. Perché cavallo C5? Perché minaccia alfiere D3, infilata, minaccia cavallo A4, quindi tipo se si difende o si sposta la torre, magari cavallo A4 con grande pressione su B2, no? Se l'alfiere si sposta, cavallo C3 doppio, e non si capisce nemmeno come difendere il cavallo in C3. Su D per C5, alfiere per B2, donna per B2, alfiere per F3. C5 è debole, questo alfiere è forte, il re bianco soffre un pochino, il nero sta benissimo, almeno la parità, quindi alfiere per D7, non si può rifiutare questo regalo, si attacca anche la torre, ma ora donna H5, attaccando il cavallo, che è inchiodato perché dietro ci sta la donna. Se il bianco accetta anche l'altro regalo, la torre, dopo alfiere per F3, il nero ha un attacco decisivo, perché dopo donna da qualche parte, donna H3, il nero vince. Bellissimo, no? Questo attacco, ancora la torre in meno, ma il matto imparabile. L'alfiere, che prima, qualche mossa prima era in G2, viene punito appunto per abbandonare il re bianco. Quindi dopo donna H5, G4, difendendo e annullando l'inchiodatura, l'alfiere contribuisce ancora a difendere il pedone, ma l'arrocco bianco indebolito, il cavallo di nuovo sotto attacco, che non si può muovere dove vuole per via del matto in G2, cavallo E1, il cavallo si muove, il bianco ha sempre un pezzo in più, e il cavallo difende la casella di matto e difende appunto una possibile infilata. A questo punto alfiere di 3, continua la variante forzata, cavallo per D3, C per D3, la donna è ora sotto attacco, a questo punto il bianco prende il pedone, a questo punto, forse la punta della combinazione del nero, torre a D8, bellissimo, ora se il bianco prendesse in E8, donna per G4 con scacco perpetuo. Il bianco, minimo scacco perpetuo, fatto il re bianco non può sfuggire dagli scacchi. Patta per triplice ripetizione e il match terminerebbe in parità. Non sarebbe un risultato cattivo per l'Ucraina, essendo molto favorita appunto sulla carta rispetto alla Russia. Peccato che Grishuk vuole giocare per vincere e gioca alfiere per C6. Non è possibile giocare donna per E4 perché l'alfiere torna indietro, il bianco rimane con un pezzo in più, quindi B per C6. Ora il bianco gioca donna E4, ha tempo di difendere il pedone, evitare il perpetuo, il bianco sta meglio. In ogni caso C5 e dopo C5 c'è un grande compenso del nero, perché c'è un compenso di lungo termine, il pedone in D4 è sotto attacco, il re bianco è debole. Torre D1, H5, G per H5, donna per, si attaccava a questo pedone, dopo G per H5, donna per H5, il pedone in D4 è doppiamente inchiodato, non si può catturare in C5, sia per l'alfiere ma anche per la torre in presa. A questo punto il bianco gioca F4, che però forse una mossa che indebolisce, e ora segue donna e 2 punto esclamativo che attacca l'alfiere. Alfiere A1, torre F2 per scacciare la donna dalla seconda, lascia la torre in presa, C per D4, torre D1 gioca il bianco, ma il bianco è già in crisi, la posizione sta collassando, su alfiere per D4 potrebbe seguire alfiere per, scusa, donna per e torre C8, e ora, nonostante il materiale sia pari, il nero vince perché il re bianco è molto esposto e i pezzi neri penetrano nella posizione bianca. Con la torre in G2 ci sarà un attacco irresistibile contro G2H2. Torre F2 potrebbe seguire torre C1, re G2, donna G4, matto. Bellissimo attacco di Volokitin, ma Grishuk gioca torre D1 difendendosi, donna G4. Su re H1 ora il nero potrebbe prendere in E3 con una posizione migliore, re meno esposto e più pedoni. Donna G2, donna per G2, re per G2, D per E3. A questo punto il nero, ora che ha una posizione migliore, per ora più materiale, se il bianco recupera in E3, il nero potrebbe entrare per esempio in D2,
guadagnando il pedone A con finale probabilmente vinto. Torre F2 si prende la torre, l'alfiere rimane in presa, quindi il bianco non può prendere il pedone, il nero gioca E5, bellissimo, un ottimo modo per difendere il pedone in più. Su torre per E3 e per F4 il nero ha un 3 contro 1 che gli garantirà la vittoria. Su F per E5 torre per è sempre questo 3 contro 1 è vincente. Torre 1, Reg 7, Reg 3, torre 8, H3, F5. Re F3, torre H8, è come si suol dire solo questione di tecnica, un pedone è un pedone, questi giocatori di questo livello lo sanno bene. Torre G5 che difende il pedone in E3 indirettamente per via della forchetta, adesso o dopo il cambio delle torri, quindi il pedone in E3 è tabù, dopo torre H2, F4, Re F6 con l'idea Re F5 il nero abbandona, se per esempio il bianco abbandona, se per esempio torre C7 il nero potrebbe giocare questa combinazione di semplificazione per poi vincere con i vari pedoni passati. Una partita stupenda, 2,5, 1,5 per l'Ucraina che sconfigge la Russia. Nell'ultima match di scacchi, giocato alle Olimpiadi dal vivo, non online, l'Ucraina ha sconfitto la Russia, quindi è come Davide che sconfigge Golia, che non proprio così, perché come due campioni entrambi i paesi, ma comunque ha vinto il paese più sfavorito. E chiudiamo questo, dopo aver descritto questo match, chiudiamo questo video con un augurio di un cessate il fuoco che arrivi più presto possibile, che la situazione torni alla normalità e che nel mondo reale nessune sofferenze appunto di tutti coloro che sono stati portati contro voglia nel conflitto sia anche sia i paesi ucraini sia anche i russi che non volevano la guerra, una speranza che i loro sogni si avverino presto e una speranza per tutti gli scacchisti russi, ucraini di tutto il mondo di potersi presto incontrare alla scacchiera in queste battaglie virtuali, in questi duelli tra gentiluomini che sono molto molto meglio delle guerre normali. Alla prossima! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!